Nella terza parte avrete modo di vedere una bellissima clip su Ronaldo che ha vinto il Pallone d'Oro 2013, stiamo facendo un'anteprima appunto con i jingle di apertura e chiusura pubblicitaria. Salutiamo subito la seconda penaltina, l'abbiamo già annunciata salutando Federica Di Benedetto. Giulia Bonaccorsi, ciao Giulia. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti e buona domenica. Oggi particolare. Oggi sì, oggi abbiamo cambiato. Molto stile anni 60, complimenti. Grazie. Impostazione oggi non abbiamo Antonio Borzì perché è stato bloccato da un'influenza e allora abbiamo coinvolto anche per il campionato di promozione il qui presente Ciccio Rametta, nel senso che rimarrai anche a seguire perché parlerai di prima categoria. Sì, buonasera a tutti, Buonasera. un saluto ad Antonio che ci seguirà da casa. Certo, ci mancherebbe. I nostri ospiti invece sono sempre qui, tra poco con loro chiacchiereremo anche del campionato di promozione, diamo subito il quadro del girone A con i risultati e naturalmente anche la classifica. Strasatti, Cus Palermo 1-1. Delfini Vergine Maria, Castellammare 1-1. Paceco, Cefalù 0-0. Dattilo, Città di Carini 4-1. Salemi, Fulgatore 2-1. Favignana, Ligni Trapani 1-0. Real Calcio, Monreale 0-4. Riposa il Montemaggiore. Da notare lo scontro Paceco-Cefalù che è finito 0-0, ma soprattutto il Salemi che vincendo rimane in vetta in questo girone. Diamo uno sguardo anche alla classifica. Salemi 38 punti, Paceco 36, Dattilo 35, Cefalù e Monreale 32 punti, Ligni Trapani 28, Montemaggiore 26, Castellammare Calcio 94, 24 punti, Real Calcio e Favignana 20, Cus Palermo 19, Delfini Vergine Maria 18 punti, Fulgatore 17, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 8 punti. Castellammare e Montemaggiore una partita in meno. Il commento tecnico di Ciccio Rametta. Sì, grazie Ettore. Allora, 17 gol segnati in questo girone quest'oggi e dopo qualche settimana in cui avevamo due capoliste che procedevano a braccetto, si è staccato il Salemi, che ha vinto di misura in casa per 2-1, approfittando del mezzo passo falso del Paceco, fermato in casa per 0-0 dal Cefalù. È importante anche la vittoria del Dattilo, che quindi si trova adesso a -3 dalla vetta, quindi un girone che secondo me fino alla fine ci farà divertire e non ci farà capire chi sarà la squadra vittoriosa fino alla fine. Importanti anche le performance di Cefalù e Monreale in ottica playoff. Il Monreale è andato a vincere fuori casa, addirittura 4-0 contro il Real Calcio, mentre il Cefalù, come abbiamo detto, ha fermato l'ex capolista Paceco. Faccio notare che abbiamo, guardando la classifica, al momento le squadre Cefalù e Monreale, che sarebbero le ultime nella griglia dei playoff, hanno acquisito 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, però il Montemaggiore ha una partita in meno e quindi potrebbe portarsi a -3. In coda c'era questo match tra Real Calcio e Monreale, una vittoria esterna rotonda per 4-0 del Monreale, scusatemi, volevo dire del Favignana, che è andato a vincere fuori casa e quindi si è portato in una buona posizione. Perfetto, proseguiamo e poi insomma avremo modo anche di sentire il commento tecnico dei nostri ospiti. Parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione, abbiamo i risultati e poi la classifica della quarta giornata di ritorno, oggi di domenica 19 gennaio 2014. Fiume Freddese, Castelbuonese 0-0. Sant'Agiolesi, Ciappazzi 4-0. Randazzo, Mamertina 1-1. Atletico Villafranca, Pistunina 0-2. Ghibellina, Riviera Messina Nord 0-1. Castelbuono, Sinagra, rinviata per vento. Città di Milazzo, Sporting Taormina 2-0. Riposa il Torregrotta. Benissimo, e a questo punto la classifica, do lettura: Sporting Taormina in testa con 41 punti, la Castelbuonese con 39, il Città di Milazzo con 36, la Sant'Angiolese con 35, il Pistunina con 30, Mamertina e Sinagra 26 punti, il Ciappazzi 24, Fiume Freddese e Randazzo 20, Castelbuono 17, Torregrotta 16 punti.
penultima in classifica il Riviera Messina Nord con 14 ed infine chiudono Atletico Villafranca e Ghibellina con 7. Ti ho rubato il lavoro. Classifica che vede in testa a questo punto questo Sporting Taormina, il commento di Ciccio. Sì, girone equilibratissimo, anche il girone B, tutti i riflettori erano puntati sul match di Milazzo. Chance grandiosa per il Taormina che poteva forse chiudere i discorsi per il primo posto, ma non ce l'ha fatta. Vittoria per 2-0 per il Milazzo che non perde l'ultimo treno e quindi grande bagarre anche qui per il primo posto. Io coinvolgo 4 squadre, voglio mettere anche la Sant'Angiolese nel mezzo, mentre invece la Castelbuonese in casa non è riuscito ad approfittare dello stop del Taormina e l'avrebbe potuto agganciare in classifica. Anche qui le squadre che al momento sono in ottica playoff hanno 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, mentre in coda abbiamo Atletico Villafranca e Ghibellina che chiudono la classifica a 7. Quindi ci sarà anche qui da capire quale sarà la squadra che retrocederà in maniera diretta e quale invece riuscirà a provare a salvarsi con i play-out. Pochi gol segnati, soltanto 11, e da notare la partita di Castelbuono che è stata rinviata per il vento, che l'ha fatta quindi da padrone. Le squadre che invece si mantengono a metà classifica danno un occhio alla zona playoff, ma devono sempre guardarsi alle spalle anche per i playout. Da notare che questa città di Milazzo con questa vittoria nello scontro diretto con lo Sporting Taormina fa capire che indubbiamente vuole ritornare nel calcio che conta. Insomma, un centro importante come Milazzo non può mancare, quantomeno nel campionato di eccellenza, quindi questo campionato di promozione gli sta proprio stretto, però questo Sporting Taormina insomma è un osso duro. Beh, sono 2 squadre ben attrezzate. Io il Milazzo sicuramente per la storia che ha è normale che comunque alla fine non potrà fare veramente il campionato di promozione gli sta stretto, gli sta stretto anche il campionato di eccellenza. È vero. Lo Sporting Taormina sono contento perché c'è un nostro ex under che è andato lì e sta facendo molto bene, sta giocando tanto, sta segnando tanto e sono Vittorio contento. sarà contento. Vittorio è molto contento, ma è contenta anche la società, anche il nostro presidente, il nostro direttore generale, sono molto contenti perché quando... Siete tutti contenti. Ma quando i nostri giocatori, Certo. specialmente gli under, vanno altrove e fanno bene, poi saranno pronti anche poi giustamente sicuramente per essere contenti le per altre loro. categorie. Infatti, Quindi insomma super contenti, sì, tutti. qualcosa c'è. Mentre invece Fabio, Sporting Taormina, la solita domanda che facciamo un po' ai nostri ospiti, ci sorprende, no? Uno Sporting Taormina al primo posto nel campionato di promozione, il Taormina invece che è altissimo nel campionato di eccellenza. Sembra un po' strana questa cosa, ormai ci è stato detto che comunque sono 2 società totalmente diverse e soprattutto 2 società che non si vogliono neanche incontrare, quindi insomma si rischia di sperdere comunque sostanzialmente un patrimonio, no? Perché fare una squadra sicuramente è più gestibile, no? Dipende dalle realtà. Io penso che in contesti piccoli o comunque dove c'è una lunga tradizione sia utile cercare di concentrare le forze. Penso al caso di Taormina, comunque non mi sorprende il primato dello Sporting per l'organico che ha, non mi sorprende neanche eccessivamente diciamo, il campionato di valore che sta conducendo il Taormina di eccellenza, sebbene ritengo che sia diciamo, sopra le righe rispetto a quelli che erano gli obiettivi di partenza. Sì. Spero che diciamo, nel futuro ci possono essere tante società che possano giocare tanti campionati con tanti giocatori, perché il problema non è di abbondanza, semmai è l'opposto. Diciamo pure che la provincia di Messina da qualche anno ci sta regalando delle belle soddisfazioni perché sono tutte società ben organizzate e che comunque investono moltissimo nel calcio e insomma investire nel calcio oggi a livello dilettantistico, Sergio me ne dà sicuramente atto, non è che sia facilmente riscontrabile in molti. Faccio notare solo che a Catania c'è una Serie A, a Messina no, quindi già questo dovrebbe far riflettere. Sì. Una Serie A inevitabilmente a livello economico ti porta via tanto, una non Serie A nel messinese è ovvio che chi vuole investire può investire in modo... in categorie molto assolutamente sì. più piccole. Benissimo, abbiamo chiuso la prima parte legata al campionato di promozione, abbiamo dato il quadro completo del girone A e del girone B, congediamo Sergio, congediamo Fabio, mentre invece Vittorio rimane. Per voi, dato che insomma, ci salutate, l'ultima domanda, a questo punto la San Pio
se tutto va come dovrebbe, il prossimo anno dovrà affrontare un campionato importante. Assolutamente E società pronta? Assolutamente prontissimi, mentalmente, a livello organizzativo, economicamente anche siamo pronti ad affrontare speriamo una Serie D, anche se ai miei ragazzi dico sempre noi non vogliamo arrivare in Serie D, noi dobbiamo andare in Serie D, che è molto diverso. Questa è una bella cosa, perché quando si è determinati i risultati arrivano. Noi dobbiamo fare il salto di qualità perché è giusto, perché se lo meritano i nostri sponsor, se lo meritano chi investe su di noi, se lo merita anche il nostro presidente e il nostro direttore generale. Indubbiamente. Un saluto allora a Sergio Anfuso, direttore sportivo del Catania San Pio X. Il saluto lo facciamo anche a Fabio, che conferma non era una squadra che era partita per vincere il campionato, si trova nella zona altissima. Palma insieme a tutti i dirigenti ha fatto un lavoro secondo me straordinario, un mister giovane arcigno, come dico sempre io, e tutto quello che verrà a questo punto lo raccoglierete? Oppure fate anche comunque un pensierino a questo punto quantomeno ai playoff? No, insomma, aspetta. Diciamola questa Un cosa. pensierino lo facciamo a tutte cose. Oh, bene. A differenza, diciamo, la differenza di fondo è che noi non dobbiamo vincere il campionato. Ho capito. Ma dobbiamo onorarlo questo campionato, cercando di fare il meglio possibile. Il meglio possibile è la vittoria del campionato stesso. Certo, però se dovessero arrivare ai playoff... Noi lottiamo per vincere tutte le partite, come tutti i calciatori fanno. Bene, perfetto. Direttore, la differenza di comunicazione, cioè il direttore ha messo molta pressione ai suoi, mentre Fabio ha detto... Beh, Fabio è un calciatore però. Sono Lui è curioso un di vedere dirigente, come finirà, perché lui è un spesso dirigente. la pressione non è la migliore alleata per una squadra, però invece ci vuole, la leggerezza... Però la pressione aiuta a galvanizzare un po' tutta la categoria. Sicuramente. E quindi la stagione Mi è piaciuto il è più dobbiamo andare in Serie D, entusiasmante. è proprio categorico. Benissimo, ci fermiamo e tra poco ritorneremo di nuovo a parlare del campionato di promozione. Ci vediamo tra qualche minuto.